pareggio che secondo me il Napoli coltiverà. 1-1, 2-1, ma voi vorrete un risultato netto, non 1-1, 2-1. Facciamo. No, bisogna essere precisi. Prendere una decisione. Dico 2-1 Inter. Sì. Marcatori? Sì. Marcatori. Thuram, Zielinski, ancora lui. Zielinski. Sì. E nel Napoli McTominay. 2-0 Inter, poi accorcia il Napoli. Mi piace, bella chiamata. Gli piace, una bella chiamata. No, poi farò, insomma, ci sono un paio di cose che sono successe ieri a cronaca, cioè che hanno poi raccontato, ma non voglio essere sarò polemico sugli altri mini social. Qua cerco di essere serio, do il benvenuto a Gianfranco Tassella e a molti nuovi iscritti. Alcuni probabilmente sono arrivati anche direttamente da Instagram, perché sono andato semi-viral su Instagram con il video su Elmas. Se non ve lo siete visti siete completamente pazzi, perché eravamo rimasti a 100.000, 133.000 in questo momento. E comunque c'è chi dice: ma non c'è niente, stai piangendo. Vabbè, se io vi faccio vedere la mano che, nel senso la mano che lo prende qua, no? Un pugno, lo dico pugno ma lo prende così, sto strangolamento, le due simulazioni, non c'è niente, allora non c'è niente. Come ho letto insomma di alcune cose, cioè milanisti che contestano il rigore di Bartisaghe netto, e allora voglio, è veramente impossibile trovarci d'accordo. È meglio che parliamo di campo e parliamo di queste tre squadre che tutti hanno dichiarato che si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Ed è perché è un campionato folle, dico io, perché le milanesi si stanno comportando in modo opposto, il Napoli cerca di rimanere in scia e poi a seguire diamo uno sguardo a tutte. Cavetto, spostandoci, vediamo un pochino la situazione, non possiamo già dichiarare il campione d'inverno in realtà, e questa è una di quelle cose, perché abbiamo fatto le 19 partite, cioè il girone d'andata è finito, ma proprio Inter, Milan e Napoli devono recuperare la partita per concludere le 19 partite, quindi il Napoli non può essere campione d'inverno, questo lo sappiamo, perché pure se vincessimo potremmo andare a 41 e quindi l'Inter sta davanti. Il Milan potrebbe andare a 42, visto quel macello che è successo nella partita col Genoa, una roba incredibile proprio. Da tifoso semi-neutrale, finale con grandi emozioni da tutte e due le parti, parleremo anche di quello. E se il Milan vincesse e l'Inter dovesse perdere il recupero, cose entrambi un po' improbabili, nel senso siamo sotto al sole, però in quel caso sarebbe il Milan campione d'inverno perché hanno vinto lo scontro diretto, e questo vale per un motivo che io ho raccolto per parlarne. Squadre che pari punti fossero due sarebbero da considerare nell'ordine i punti fatti negli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale e le reti realizzate in totale nel corso del campionato. Questo vale per tutte le zone della classifica, solo che però quando parliamo di scudetto c'è lo spareggio, ricordiamoci questa cosa qua, lo spareggio, e se si arrivasse a 3 a pari punti si va a fare lo spareggio tra le squadre meglio posizionate secondo la classifica avulsa. Voi lo sapete la classifica avulsa che cos'è? Si fa una mini classifica di quelle che sono a pari punti. In questo momento possiamo fare questa mini classifica perché l'Inter perde col Milan e ha perso con il Napoli, quindi in questo momento l'Inter in questa mini classifica è a 0 punti, il Milan vince con l'Inter e vince con il Napoli, quindi sono a 6 punti e il Napoli è a 3 punti, quindi in questo caso a pari punti senza aver fatto poi le altre partite del ritorno. Ovviamente non è impossibile parlarne adesso, però sarebbe spareggio tra Milan e Napoli, per capirci. Ma quello che è interessante è vedere come si è arrivati a questa classifica, dove spicca il fatto che l'Inter non pareggia, 0 pareggi, così come la Roma, però hanno perso 4 partite. Il Milan invece perde solo una partita e fa 6 pareggi. Il Napoli è la squadra un po' più equilibrata delle tre,
e vediamo anche rispetto agli avversari, perché l'Inter paradossalmente comincia benissimo. Guardate che cosa assurda, cioè cominciano con un 5-0 col Torino. Infatti posso farvi vedere il grafico che è bellino. Ecco, quindi in verde vedete l'Inter che comincia col botto, 5-0 col Torino. In violetto, in blu vedete il Milan che comincia malissimo perdendo con la Cremonese, e il Napoli in arancione comincia bene vincendo con il Sassuolo. Quindi noi cominciamo poi il campionato bene. L'Inter poi stecca subito con l'Udinese, e questa è l'upset più assurdo, che mi spiego anche perché era la squadra che si doveva ancora sistemare venendo dal mondiale per club. Un Chivu per un mal di testa, ve lo ricordate? Prima che si creasse tutta la narrativa di Chivu, che è un grandissimo comunicatore, un ottimo tecnico. A proposito, domani c'ho una sorpresa per voi. La sto organizzando, non vi voglio spoilerare niente, però iscrivetevi al canale, lasciate un like e un hype, perché non essendoci la conferenza cerco di portarvi un contenuto speciale, diverso, Attenzione, che sta partita è troppo importante, è troppo, quasi decide tutto il campionato. Vediamo. Quindi perde con l'Udinese l'Inter, e perde, come vedete, perde terreno e scivola con il Milan, che invece comincia a macinare, e anche il Napoli che fa le sue vittorie iniziali. Poi dov'è che cade l'Inter? L'Inter cade con la Juventus, ricordate quella partita pazzesca, cade con il Napoli, ce la ricordiamo benissimo, e cade nel derby contro il Milan. E poi da recuperare c'è il Lecce, una squadra che di solito, insomma, bene o male, come stiamo vedendo, oppone poca resistenza contro difficile. Il Milan invece, che ha perso solamente con la Cremonese, vince tutti gli scontri diretti che può vincere. È una squadra che sta là, e quando acchiappa la grande squadra paradossalmente si trova ancora più a suo agio. Paradossalmente fino a un certo punto, perché è proprio Allegri in purezza, però trova un po' di difficoltà, e i pareggi arrivano contro il Pisa, contro il Parma, contro il Sassuolo e l'ultimo contro il Genoa, dove stavano quasi per agguantarla, perché pareggiano nel finale con Liao pareggiano, poi quasi volevano un rigore che non c'è per fare poi l'upset finale, cambio di fronte, arriva il rigore di Bartesaghi. Ci ho pensato io, Bartesaghi titolare al Fantalab, e qualcuno ha detto pure non Enrico, quello gli fa proprio il tunnel. Bartesaghi entra liscio, non prende il pallone, tunnel, poi la prende pure con la mano, 2 rigori. Ma smettiamola, perché insomma ognuno dice veramente quello che vuole, veramente proprio la negazione dell'evidenza. E sui mini social faccio il video per cronache, perché mi sono scocciato. Cioè è passato il messaggio che è il regolamento che è sbagliato, ma a punta di regolamento, se tu la tocchi con la mano, non l'ha toccata con la mano, quindi non avete visto le immagini. Voi che parlate di tutte le squadre dovete vedere pure voi le immagini, non solo il VAR, perché parlate di tutte le squadre, noi parliamo delle nostre. Se uno mi viene a dire però su quell'altro fallo non hai detto niente, ma non me le posso vedere poi tutte. Fammi vedere le immagini e te le cito, te le commento. Quindi il Milan stecchina queste partite con le medio-piccole, e deve recuperare con il Como. Il Como che, sorprendente, insomma, ha perso una partita meno di Napoli e Inter. Ne hanno pareggiate parecchie, però sta lì a rompere un po' i coglioni a Bologna, Atalanta che aveva cominciato malissimo, che si è ripresa, ma ha preso quel posto là, quel posto che potrebbe essere della Lazio, ma la Lazio sappiamo i problemi che hanno. Bologna, Atalanta, e quindi se la sta giocando con la Roma e con la Juventus per andare poi a rosicchiare qualche punto per quel quarto posto utile. Non sappiamo ancora se ce ne saranno 5, sarebbe l'ideale per stare un po' più tranquilli, però non facciamo questi ragionamenti, noi dobbiamo ragionare verso l'alto per essere sicuri di quei 4 posti. Il Napoli, neanche a dirlo, insomma, sappiamo dove abbiamo steccato col Milan, ce la ricordiamo quella partita, e ce le ricordiamo le partite in cui abbiamo inciampato col Torino, col Bologna e con l'Udinese. Poi da considerare un inciampo anche l'ultima col Verona, il pareggio col Como, secondo me, per quanto visto in campo e per la forza anche del Como, mi sembra una cosa logica. Non è che mamma mia, ha pareggiato col Como, no, ci può stare un pareggio col Como, non ci può stare che perdi con il Torino, con Bologna, insomma, visto il Bologna come sta andando, potevi fare qualcosa in più. Ecco, Bologna, Como, là qualche pareggio
ci può stare. E sappiamo che dobbiamo recuperare l'ultima partita con il Parma, e lì non voglio sentire discussioni. Oltretutto il Parma, la partita dell'anno scorso, dopo quel rigore, ricordiamo, Doveri, ma poi Marini, vai giù. Non cacciate di nuovo la fotografia di Doveri con lo zainetto dell'Inter, perché non ne usciamo più. Cerchiamo di giocare a calcio è difficile, perché poi non c'è un altro sport dove l'arbitro è così impattante come il calcio. Quindi vedete l'andamento folle di questa testa del campionato, dove ci siamo un po' alternati e dove però l'Inter, dopo aver iniziato male, si è stabilito con dei filotti importanti là davanti. Se ipotizzassimo che l'Inter la sua partita con Lecce la vince, diciamo che può chiudere a 45 punti, mette la possibilità davanti che la quota scudetto possa girarsi per loro intorno ai 90, se bissano quello che hanno fatto nel girone d'andata. Il Napoli, se arrivasse a 41, non è assolutamente male. L'idea di poter arrivare a 82, certo con 82 è difficile vincere lo scudetto, però di solito per la Champions è buono, solo che la Champions in generale, come vedete, dal secondo poi al quinto posto, ci sono solo 3 punti, quindi immaginiamo una quota Champions più alta, quindi lottare diventa difficile, perché poi punto a punto puoi scivolare. Ecco perché io ripeto sempre il fatto di lottare per lo scudetto, non perdere di vista il fatto dello scudetto, così poi ti ritrovi la Champions, capiamoci. Molto ovviamente dipenderà dall'andazzo che uno avrà anche nelle coppe, e lo sappiamo perché le coppe cubano punti, la solita storia. Le coppe cubano punti se non hai la squadra a disposizione, che ti può permettere qualche rotazione in più. Notizie che arrivano su Neres, insomma ne parleremo domani più approfonditamente. Neres farà un provino domani, ci dicono, filtra il cauto ottimismo. Io ho la speranza, insomma, di portarlo in panchina. Non credo che sarà al 100% comunque per essere subito titolare e performante, bello scattante. La speranza che ci sia è ovvia, però la buona notizia è che secondo me possiamo mettere Anghissà può mettere nel mirino la Juventus. Posso immaginare, mi stanno arrivando delle sensazioni da dietro che, insomma, magari te lo porti col Copenaghen e non gioca, oppure gli fai assaggiare il campo e con la Juve gioca. La speranza mia è questa. Però già sappiamo che non possiamo fare quel tipo di partita là contro l'Inter, dove c'era Anghissà, dove mettemmo Neres falso 9, c'era tutta un'altra dinamica, e adesso Conte è chiamato, insomma, ad inventarsi altre cose nuove, perché altrimenti... Ma domani state tuned. Nei bassifondi lo diamo un occhio, insomma, la Fiorentina sta cercando di uscire dalle sabbie mobili. Verona, Pisa non segnano manco con le mani, tranne con noi che segnano di tacco. Il Pisa 2 gol a noi, il Verona 2 gol a noi, pensa un po' come siamo magnanimi. Il Genoa fa partite stoiche, ma non sempre porta punti a casa. Il Lecce veramente poca roba, insomma, in attacco sono molto sterili. Guardo anche a quello che sono stati i fantacalci, Stulic, Camarda, non hanno funzionato. Il Parma ha giocatori più interessanti, però non lo so se questa... Sembra quasi che sai, poco. Allora... insomma, è un'idea abbastanza anche coraggiosa mettere uno che è più giovane di molti anche giocatori che giocano in Serie A fare l'allenatore, mentre Pisacane col Cagliari sta facendo intravedere delle cose interessanti, così come la Cremonese, perché la Cremonese, c'è stato questo pareggio tra le due, la Cremonese sorprendente, bene anche il Sassuolo. Ecco, il Sassuolo che ha gli stessi punti del Torino è bene per il Sassuolo, non è ottimo per il Torino. L'Udinese fa la solita stagione dove si tranquillizza nel primo e poi perde punti per strada che non gli servono. E la Lazio, io ho parlato anche col mio amico Giovanni che sta qui a New York, insomma, sono molto amareggiati, anche perché ci sta che poi cerchi di svecchiare la squadra, raccogli fondi per fare il mercato, però fagli il mercato che vuole.
come Sarri, se gli prendi uno lungagnone e lui voleva tutt'altro tipo di giocatore, è chiaro che un po' di sconforto viene. Però Taylor ne parlano molto bene a centrocampo e c'è da aspettarsi la solita altalenanza, perché non è che si è aperto il mercato e hanno subito fatto dei colpi per Sarri, no, anzi hanno prima ceduto e adesso stanno cercando di risolvere altre situazioni. Lotita et ma Raspadori chi è? Maradona, il solito atteggiamento che insomma non fa piacere, e quindi Sarri giustamente ai microfoni non si nasconde e dice io questo lo conosco e quindi lo dovrà conoscere, così come dall'altra parte a Roma Gasperini si lamenta insomma del mercato. Gli segnano tutti e due gli attaccanti, Ferguson e Dobbik, ma Dobbik si è infortunato e pare ne avrà per un paio di mesi, il che lo toglie dai nostri mirini e probabilmente toglie dal mirino anche Ferguson, perché se Dobbik è infortunato Ferguson alla Roma se lo deve tenere, anche se va a prendere Raspadori, perché la Roma dovrebbe prendere almeno due attaccanti, uno da mettere sotto punta a sinistra e un attaccante vero e proprio più adatto a Gasperini. Poi era complicata la situazione di Ferguson, perché anche lì avresti dovuto poi trattare col Brighton, la Roma avrebbe dovuto rinunciare al prestito e poi andartelo a prendere dal Brighton. Situazioni complicatissime che forse puoi impostare se hai il mercato libero, perché i fondi ce li hai, ma se non vendi il Napoli non può far nulla e quindi contemporaneamente devi cercare di piazzare Lucca, perché è l'unico, è Luccano che puoi piazzare se qualcuno veramente lo vuole, fare quel casino con l'Udinese, e nel momento in cui hai questo sblocco, quello che ricevi quello puoi reinvestire. Lo ricordiamo, se ti togli Marianucci, se ti togli Vergara, se ti togli Mazzocchi, non risolvi praticamente niente, non sblocchi niente. L'importante è andare più avanti possibile in Champions, e lo dico non solo per lo sfizio, il prestigio e l'idea di essere una grande squadra, ma perché andare avanti in Champions ti porta fatturato, e se ti porta fatturato l'anno prossimo poi ad estate non avrai lo stesso problema, perché il costo della squadra è alto e io non voglio rinunciare a De Bruyne, non voglio rinunciare a McTominay, non voglio rinunciare a Højlund, voglio grandi giocatori, quindi non voglio giocatori minori che prendono meno stipendio, ma voglio un fatturato più alto. E come si fa questo? Lo sappiamo, con lo stadio, con gli sponsor, andando avanti in Champions. È l'unico modo che hai. È periodo di Toti, nel senso i giocatori migliori dell'anno. Noi l'abbiamo già fatta quella top 11 in realtà europea. Per il Napoli c'è McTominay, che ovviamente speriamo possa ritagliarsi un posto in quella speciale classifica, e lo chiamano il premio più democratico del mondo del calcio, perché votano i tifosi. Proprio democratico proprio non mi sembrerebbe, perché poi non c'è Hakimi. Spiegatevi perché il miglior terzino destro dell'anno scorso non ci dovrebbe essere. Ma vediamo i top di ogni squadra di Serie A, però partendo dai voti quelli là SofaScore, che non significano tutto ma almeno sono oggettivi. Calhanoglu, Bastoni, Di Marco. Martinez alla fine i suoi gol li ha fatti e lo dobbiamo tenere presente. Di questi io ho avuto Calhanoglu per un periodo al Fantalab, adesso ho preso Bastoni, Di Marco ce l'ho a un mantra e Lautaro mi sta carriando nel fantacalcio con i cugini. Nel Milan Luka Modric gli ha cambiato ovviamente i connotati, mentalità da gran campione e grande affidabilità a centrocampo, però merita una menzione Pulisic, che è il capocannoniere. Leao sta facendo i suoi gol, ovviamente vediamo se adesso Füllkrug avrà un impatto sull'attacco del Milan, perché non sempre puoi fare senza la punta. Nel Napoli è citato Rachmani, e quando è mancato si è sentita la sua mancanza. Billy Gilmour, che però ha giocato pochissimo, e Anghissà fin quando c'è stato stava cominciando anche a segnare con continuità, tant'è vero che resta il secondo. Mamma mia, i marcatori del Napoli, è lì che poi dobbiamo aumentare i giri, perché Højlund a 6, Anghissà a 4 e c'è ancora De Bruyne. Sarebbe stato un altro campionato decisamente se avessimo avuto ancora De Bruyne. E i tifosi della Juve non lo accetteranno, ma è Locatelli il migliore dei loro. Ovviamente Yildiz, ovviamente il ritorno di Bremer ha aiutato tanto, ma la svolta anche lì, vedi, proprio c'è una moria di attaccanti veri che è proprio palpabile. Cioè Yildiz il migliore dei loro, il miglior scorer, è assurdo, ma la svolta a loro gliel'ha data Spalletti. Credibilità. Dopo un inizio un po' zoppicante stanno cominciando ad arrivare anche le prestazioni, bisogna dirlo. Nella Roma il migliore è sempre Svilar. Wesley ha avuto un ottimo impatto, su lei se la cava, anche perché tutti gli altri sono molto molto discontinui.
Sule, Wesley e Dovic a 3 gol, poca roba. Nel Como non c'è dubbio che devi citare Nico Paz, non c'è dubbio che il portiere che gioca con i piedi ha un grande impatto sul gioco della squadra, e poi anche Ramon a sottolineare una difesa che rispetto all'anno scorso ha chiuso le porte. Duvicas si segnala, Morata ha floppato, Duvicas invece no. Nell'Atalanta si distingue De Cateleare, con a seguire Carnesecchi e Bernasconi, doppietta di Kristovic che si avvicina a Scamacca, anche qui pochi gol degli attaccanti, visto che poi lui li alterna in continuazione è anche difficile. Moro è quello che ha dato più continuità, Cambiaghi, poi Olm, e tra gli scorers abbiamo il solito Orsolini, Castro e Odegaard. Nella Lazio a testimoniare che insomma Sarri ha badato più alla difesa che non ai movimenti d'attacco, perché i giocatori non sono ideali al suo gioco, Provedel, Chila e poi Cancellieri che ha avuto un momento di grande exploit e poi si infortunò. Con questi 3 gol, guardate, anche loro sono proprio spuntatissimi, E questo è quanto, non vi voglio tediare oltre e voglio andare a preparare già il video per domani dove faremo le nostre ipotesi. Potete lasciare un like finale se vi va, anzi prima di fare il video per domani devo andare a rispondere a cronache di spogliatoio, è una cosa mia, purtroppo non potendo io partecipare, non sono abbonato, non posso partecipare alla chat, quindi faccio la mia risposta in video, semplicemente perché alcune cose sono opinioni legittime, alcune cose sono dei giochini che ci stanno bene nel calcio, altre sono cose false e sulle cose false io devo sempre rispondere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, forza Napoli sempre, è un campionato folle, è un campionato che vi aspettavate così, è un campionato mediocre, è un campionato scarso a partire dagli arbitri fino ad arrivare agli attaccanti, sarà almeno un campionato divertente? Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.